Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Luigi Corda, Ninni per gli amici. Luigi è un fotografo professionista che opera in diversi settori della fotografia ed è anche un autore di alcuni lavori e progetti dedicati appunto al suo campo. Ha pubblicato diversi libri come uno sui centenari della Sardegna. Da poco ha realizzato un progetto sulla sabbia, è anche un appassionato di surf da onda. Penso che sarà una puntata interessante, quindi buon ascolto, buona visione e sigla. A come puntini puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno caro. Va bene così. Sei perfetto, ordinato. Non è caldo col giubbotto? No, freddo, no. C'è principio di raffreddore. Ah no, aspetta. Oltre. No, devi mettere questo, vieni. Che cos'è? Ti va bene? Che cos'è questa cosa? Hai paura? Cos'è, scusa? Uno tecnologico come te non lo sa. Come fai a non capirlo? Un microfono può essere. E quindi qualsiasi cosa dirai verrà usata contro di te, quindi perfetto. Da questo momento rec, un'ora, stop. Perfetto. Sei spaventato? No, vabbè, non so cosa sia. Ti va bene? Va benissimo, va bene. Dai, su col morale, che non è una, come si dice, una? No, beh, generalmente quando mi devo fare la barba è perché devo incontrare o anziani o cose. Sì. Ti ho detto mettiti un po' decoroso, decoroso. Perché non sono decoroso generalmente. No. Boh. Sei sempre decoroso, sei un gioiellino. Sei abituato poi a queste cose un po' mondane, no? Sì, vabbè, infatti. Buongiorno. Buongiorno, tutto quello che fa, che ne starò zitto e non dirò, perché qualsiasi cosa che possa dire potrebbe essere usata contro di me, giusto? No, ti ho solo avvertito di non dire cose sconvenienti, di essere sciolto, voglio parlare di te. Ah, ok, va bene. Ok, ne voglia? Sì, certo che ne voglia, va bene, non so dove stiamo andando. Sono costretto. Va bene. Allora, io ti ho presentato prima di questo. Sì, che cos'è questa cosa? Ma infatti non so niente. Allora, questo è un podcast. Ah, ok, perfetto. Ok, è un podcast dove io intervisto persone normali, semplici e non necessariamente famose, nel senso non particolarmente conosciute. Quindi è un'occasione per coprire persone, lavori, passioni, vocazioni. Ho visto anche la telecamera adesso te ne sei accorto. Ho visto anche la camera. Ti piace l'inquadratura? No. Che sei un professionista? Va bene. Aspetta che mi levo gli occhiali. Avevo paura di te, di quello che avresti detto. No, perché ho detto il podcast, ma non c'è video podcast. Ok, perfetto. Va bene, ma è bella questa cosa. Mi piace questa cosa del viaggio. Ti piace? Sì, perché nel viaggio cioè l'idea di portare, cioè nel viaggio, cioè nell'andare, parli, quindi ti lascia andare più. Allora, aspetta, fammi girare qui che è un macello, o mi asfaltano. No, devo girare per forza qua. Allora, quindi ti piace questa idea del viaggio, della la chiacchierata mentre No, è una cosa molto bella, cioè è il viaggio in sé che comunque ti porta a parlare, capito? È una cosa che si è anche persa. Si è persa? Beh, per me si è persa, il discorso comunque è un momento sociale che diventa anche molto intimo. Bravo. Questo, cioè quindi è un momento in cui, soprattutto nei viaggi un po' lunghetti, tu entri molto in confidenza. Io me ne accorgo, banalmente, quando i viaggi verso Portigali vado sul maestro, col maestro, cioè col maestro operaio. Col maestro. Sì, perché in questo periodo lui sta facendo un sacco di lavori di ristrutturazione a casa. Io ti ho presentato, perdonami, sei un fotografo professionista che hai fatto un sacco di progetti, sei autore di libri dedicati alla fotografia come quello meraviglioso dei centenari, ma anche altri, curi mostre fotografiche dedicate ai tuoi progetti e sei anche un amante del surf, in particolare anche del SUP. Sì, sport acquatici. Quello lo vediamo dopo. Sì. Dicevi, quindi questo maestro di cui parli è quello che ti che ti sta aiutando. Ti sta aiutando e quindi praticamente poi c'è i momenti dove
tu entri in confidenza, quali sono? Sono quelli durante il viaggio, perché comunque Perché andate insieme? perché andiamo assieme, io lo vado a prendere. Lui quanti anni ha? Intorno, adesso non vorrei fare il gaffo, intorno ai 55, 56. Ah, più giovane. Quindi un ragazzino. È un... Guai sì, a te sì, se sì, dici sì, che sì. non è giovane. No, è giovane, no vabbè, Giampiero è super giovane. Bravo. È super, E quindi è anche praticamente super esperto. tu conosci, diciamo, le persone In maniera più intima. in maniera più intima, perché poi ci entri in confidenza, perché poi in un'ora e mezza forzata, tra virgolette, di viaggio. Perché sei rapito dentro la macchina, devi viaggiare E con quindi lui. devi parlare, quindi puoi parlare di qualsiasi cosa e poi lì capisci anche se condividi delle cose, non condividi. Cioè questa è un'idea che io faccio, che ho sempre fatto anche con le donne, con le ragazze, cioè una prova del 9 per me è quella del viaggio, perché nel viaggio tu scopri con chi stai, capito? Ma non è il viaggio in sé, ma è il viaggio di stare assieme anche in aereo, come possiamo stare in macchina, e parlare, e stare... In una situazione quasi costretta, obbligata. Ma non è, sì, quasi obbligata, però è piacevole, perché stai andando, c'è un obiettivo, l'obiettivo è quello di arrivare a fare una determinata cosa. Con Giampiero in sé è lavorare con una ragazza, cioè è diverso, è scoprire, quindi se è veramente diverso. va bene per te, Sì, magari. sì, e quindi cioè capisci subito, ma anche in una relazione, diciamo, costante, se tu nel viaggio parli per quasi tutto il tempo oppure se stai in silenzio. Io aggiungo una cosa, perché ho sempre pensato che nella vita il modo migliore per capire se eri compatibile con quella fidanzata, persona, ragazza, ma a qualsiasi età, di organizzare un campeggio o comunque una vacanza di quelle un pochino Survivor. Prima quella, il campeggio è l'ideale. Poi ovviamente qualcuno dice io non ci andrò mai in campeggio, già non mi vai bene, perché a me piace anche la situazione semplice, sì, vabbè, ma lì non troppo comoda. No, certo, io magari non amo il campeggio, perché anche io non amo il campeggio. No, ma infatti va bene, è una cosa personale, però magari ti porti in situazioni un po' più estreme, cioè, tipo cioè, cosa hai tipo, combinato? Per esempio con Carla siamo andati, aveva un caro amico ex minatore. No, che paura, no. E lui ci ha portato a vedere su un progetto che stava facendo quest'altro mio amico di Roma, fotografo, Dario. Ho colto la palla al balzo per andare a vedere dei posti che generalmente non vai a molto vedere. Molto difficile da visitare. Cioè, da raggiungere, pericolosissimi, ma io direi pericolosissimi. Ma ci ha portato Carlo? Di una affascinante. E nel momento in cui ci stavamo conoscendo, è stata subito. E come si è comportata? No, svenata, vabbè, Carla, laureata in scienze naturali, quindi... Ok, ma stiamo parlando di miniera o sbaglio? Di miniera, quindi camminata trekking per arrivare, infilarsi sotto, cioè ci sono scene in cui anche lei le racconta con goliardia. Siamo andati un paio di volte e lì vinci, perché comunque tu vedi, cioè lì è tanta la curiosità che ti porta a vedere quel posto, e comunque trovare una persona che non ha paura, non si lamenta, oppure se ha paura non lo manifesta, e quindi capisci. L'hai testata, maledetto, per L'ho vedere se era testata, compatibile con le tue beh certo, perché comunque follie. è abbastanza, era una cosa abbastanza, non estremissima, perché comunque se tu pensi che il mio amico c'ha 70 anni, cioè minatore, ok, conosce i posti, ma c'ha 70 anni comunque, cioè non vuol dire che ha 70 anni, perché fa cose che non faccio io tuttora, capito? Quindi sto ridendo, ma sai perché? Quando mi hai raccontato quella storia, che c'entra poco con la miniera, ma c'entra molto sul fatto che tu per lavoro ti sono capitate episodi troppo belli, tipo quello che mi avevi raccontato quando mi avevi accompagnato. Cioè, non riesco a fermare. Quando avevi accompagnato chi era? Uno dei due fratelli, forse di Porcella, quando sei salito. Sì, no, vabbè, ma quelli sono... E ti avevo è divertente, però se ci penso adesso, perché poi in quell'occasione in cui ero con Nicolò, col fratello, sono due fratelli. Lui è il fotografo, è stato fotografo per tanto tempo di Francisco Porcella. Io ho lavorato con loro, ho collaborato con loro, sono qua, abbiamo sempre cercato di fare qualcosa assieme, proprio perché loro sono, diciamo, il simbolo dell'estremismo, e io attratto da questo mondo
fino a un certo punto, perché comunque loro ti portano, ti spingono a fare cose che per loro sono normali, che può essere solo fare un trekking, arrivare sul cucuzzolo di un monte a strapiombo e poi loro si buttano, e tu non sai come tornare alla... Quante ore hai camminato? No, vabbè, ero con Luca, io ho detto, io oggi morirò qui, muoio qua, perché praticamente morirò lì. Cioè non ce la faccio, perché morirò lì. Cioè, troppo quando me l'hai raccontato. Morirò lì. No, e quindi l'idea è quella... Sì, ho sempre seguito, poi sia in acqua, altre cose. Cioè tu li hai sempre seguiti in tutte le situazioni più assurde. Con Francisco, soprattutto con con Nicolò. Nicolò è molto più determinato, ti mette, non dico più a suo agio, perché comunque lui capisce che comunque non sei in una situazione... Che non sei come lui. Mentre Francisco è... Nicolò è quello che si butta con la tutelare, con la tutelare, surfa, strapiombi, eccetera. Francisco invece lui lo vedi che si arrampica, si arrampica, cioè dobbiamo fare delle foto dei tuffi, lui prende, si sale tutto secondo e tu magari, lui non riesce a capire che sei in una condizione che non è che puoi fare certe cose in fretta, cioè come fai? No, non è che lui vai, vieni qui, fallo, qui, cioè, per lui normale. E qui no, però le cose si fanno lo stesso, le abbiamo sempre fatte, capito? Quando mi stavi raccontando quella scena della miniera, mi era capitata una cosa assurda in Cecoslovacchia. Ero in viaggio in zona di Praga, Brno, eccetera. E Anna, mia moglie, mi chiese: andiamo a visitare quella zona, non mi ricordo come era chiamata, non Cava, sicuramente era una miniera. Non una miniera, come si chiamano quando si vanno... tunnel. Non un tunnel, non mi viene, porca miseria. Sono distratto un po', le racconto di miniera, cava. Qualcosa del genere. Era uno scavo nella roccia, forse perché era una situazione naturale molto particolare. E quindi ci mettiamo in fila per visitare questo luogo. E a un certo punto io vedo il video di quello che avrei dovuto fare. Io soffro di claustrofobia, Ninni, ma proprio di brutto, anche in ascensore sto male. Tu quindi immaginati, ero in fila a vedere questo video e vedo una barchetta che entra dentro questo tunnel in acqua. Beh, ormai non potevo più farci più niente. Ci hanno messo in questa barchetta elettrica, tutti seduti, la testa sfiorava il soffitto. Un senso di panico mi è venuto. Io ti giuro, quel giorno stavo morendo, io muoio così ormai. Sì, ma poi il discorso è poi quando lo fai, cioè sei in ballo, devi fare. Quando sei in ballo hai il panico che ti dura 10-15 secondi, poi inizi a respirare, pensi ad altro, ma ti giuro che è stata un'esperienza allucinante, balordissima. Ma ci sono queste cose che sono un po' così, tipo Nicolò porta una cosa che non sono riuscito a fare, che adesso hanno vietato, è la scalata, ti portano all'isola di Tavolara e ti arrivi fin su. Però non è una cosa semplice, perché comunque c'è una ferrata. E la ferrata comunque, ci sono ferrate che sono molto semplici e ferrate che sei sul vuoto. Aiuto. Sei sul vuoto. Ma è sicurezza comunque. È tutto in sicurezza, però sei sul vuoto, cioè quando sei sul vuoto, sicurezza non sicurezza, non è che pensi cado e sono con la corda, devi pensare a non cadere. Cioè, con l'attrezzatura ci devi andare, con lo zaino. Sì, con lo zaino, poi per me è sempre più complicato perché generalmente io mi porto sempre un po' di attrezzatura, quindi ho sempre uno zaino pesante. Quindi il tuo lavoro non è sempre dipende, rose e fiori. Insomma, adesso diciamo più. È meglio fare un fotografo di matrimoni, magari. No, non tanto quello, perché è una cosa diversa. Però ci sono situazioni in cui a volte per arrivare a fare un certo tipo di foto, una foto, magari ci vuole un giorno e ci è impiegato un mese di pensiero, che devi trovare la situazione giusta, il giorno giusto, la persona giusta, una serie di combinazioni. Non c'è giusta, la fatica è enorme, oppure a volte capita il contrario, cioè? Che non lo sai fino a quando non arrivi in quel punto e pensi di fare delle cose fighissime, però poi dici che adesso ci sono i droni, quindi alla fine siamo diventati tutti più pigri, quindi certe cose le vedi molto meglio col drone che con quindi da quel punto di vista ha agevolato, però ci ha anche un po' impigrito. Ti dico questo perché ho fatto un momento a Masua, sul pan di zucchero Masua.
bellissimo. È un isolotto, cos'è, come lo definiamo? Sì, è un isolotto. Molto alto, soprattutto molto imponente, che si trova dove? Nella costa dell'Iglesiente ovest, sì. è la seconda, diciamo, dopo Copacabana, che praticamente è il pad di zucchero brasiliano. Ah, davvero? Sì, è la... Ma perché calcarea? Perché quale È motivo? per la dimensione della dimensione. roccia, diciamo, in La mezzo al forma? mare. Sì, no, la dimensione, come grandezza. Ah, È una cosa ok. enorme. Poi vabbè, pan di zucchero, e lì praticamente c'è una ferrata, quindi immaginati, ferrata. Una ferrata anche C'è una lì. ferrata, ti portano fin su, La ferrata che arrivi in cos'è? gommone. La ferrata è un cavo d'acciaio? La ferrata che cos'è? È un'agevolazione nella parete rocciosa che ti permette di arrivare in sicurezza, anche perché non è un arrampicatore, per chi non fa la... Si collega un moschettone. Tu sei praticamente imbragato, hai un moschettone, sei collegato a un cavo d'acciaio e poi magari hai dei ferri su cui sei sul vuoto e cammini. Come sei sul vuoto. E la cosa bella di questa, cioè praticamente l'idea, salgo, ma l'idea figa, pan di zucchero, mezzo al mare, salgo su, faccio foto fighissime, perché poi pan di zucchero è tutto scavato dentro. Un mio amico che praticamente lì al chiosco organizza tutte queste escursioni, si era liberato un posto perché le possono fare da ottobre, perché non nidificano gli uccelli, quindi, con una guida alpina, quindi devi andare con una guida alpina. Guida alpina, arriviamo in gomma, e lì ti passa subito la magia del romanticismo, perché tu pensi che, sai, con le cose fighe, perché tu vedi questa cosa così, ti devi veramente arrampicare sulla cosa così. Quindi all'inizio è tutto figo, perché poi tu dici, ma io non devi riscendere da dove sei salito. Praticamente la discesa è cali in doppia corda con la guida alpina che ti cala giù da un foro in mezzo al mare, sotto la grotta. Aiuto. E quindi tu a un certo punto sei sospeso. Siccome se non hai mai fatte queste cose, io l'avevo fatto un altro paio di volte, però la parte più balorda non è tanto quando scendi, perché quello ci prendi anche gusto, comunque c'è il tipo che ti tira giù, è che però per arrivare al tipo devi fare 2-3 metri su una parte sul vuoto. Aiuto. Sei proprio sul vuoto, e non è un vuoto normale, perché sensazione non è bella, cioè, non è piacevole. no. Sarà che poi con il tempo io soffro di vertigini, non ho mai sofferto di vertigini. Soffri di vertigini? Io da sempre. No, io da ragazzino no, però poi adesso ma è una cosa normale, leggevo che è una cosa che è diventata normale. È diventata normale. Questa cosa delle vertigini, sì. Cioè, più cresci, più l'istinto di conservazione della specie ti porta a non fare cose pericolose. Guarda, capito? io ho sempre sofferto di vertigini sin da giovane, da piccolo, tanto che una volta stavo facendo un lavoro in scenografia in un laboratorio scenografico. Pensa, quando c'era il teatro lirico in costruzione, non era nemmeno finito, noi avevamo il laboratorio giù tipo negli anni 80, mi ricordo che il povero Sandro Asara, scomparso un po' di tempo fa, che era un bravissimo artista scenografo, mi disse: Franci, vai a riempire di colla vinilica una tela in alto. Io non sono mai stato, cioè non ero salito in un ponteggio ma nemmeno tanto, 3 metri sarà stato. Come sono salito, incomincia questo bastardo a muovermi il ponteggio per farmi morire. Io mi ricordo che stavo urlando e avevo il pennello attaccato alla terra, lo usavo come punto d'appoggio cercando di stare fermo. Vabbè, pazzesco. Ti volevo chiedere, come sei diventato fotografo? Ma sono diventato, il pallino della foto ce l'ho sempre avuto da ragazzino. Da piccolo? Rubavo la macchina fotografica a mio babbo era una vecchia Minolta. Ovviamente una reflex. Sì, una reflex a pellicola. E quindi ho iniziato lì a rubare per andare a fare le foto di surf, quindi ai miei amici. Di surf? Sì, le foto ai miei amici. Le prime foto che hai fatto foto di surf? Sì, ho le foto di in realtà sì, foto di surf e così è. E poi a scuola, buonanima di questo docente, il professor Farnetti, docente di storia e filosofia a scuola. Cosa aveva fatto questo docente? Lungimirante, perché era lungimirante, aveva fatto acquistare alla scuola attrezzatura fotografica che per i tempi avevano solo, istituti
professionali di fotografia, che ce n'erano forse uno o due in Italia. Ce n'avevamo, Addirittura. avevamo Hasselblad, Nikon, avevamo la camera oscura, Ma quindi tutto in un liceo scientifico. Mai vista una cosa del C'è una cosa, e noi praticamente in un orario extra scolastico e anche a volte scolastico studiavamo fotografia. Quindi sto parlando che ormai sono passati 30 anni, Certo. non sono neanche più 2 anni. E da là praticamente nasce il perfezionamento della passione che avevo Quindi delle hai iniziato foto. con un giocando a fare delle foto. Giocando a fare delle foto E lì invece ti hanno messo di fronte una di fronte quindi situazione a studiare proprio tempi, Tutto, la parte principi. tecnica, la parte diciamo più, e la parte anche, cioè noi sviluppavamo e stampavamo, che cioè noi usavamo i laboratori che generalmente nei licei non si usano, ma cioè noi li usavamo col professore di scienze insieme, facevamo questa roba qua che era una figata, cioè era una scuola americana, come se fosse una scuola americana, un corso Che americano. bellezza. E lì poi praticamente la scuola aveva indetto un concorso fotografico, cui io ero arrivato secondo, perché avevo portato un lavoro, cioè aveva vinto il primo premio, logicamente il liceo scientifico aveva vinto la foto di una luna piena, immaginate a quei tempi comunque in pellicola non era una cosa così semplice. Scontato. Non scontato, però per un liceo scientifico comunque. C'è un Io legame. avevo portato invece un lavoro sui graffiti di Cagliari Che bello. degli anni 90, Che bello. che adesso hanno anche un valore, tra virgolette, Certo. storico. Ma ce l'hai ancora quelle foto? Ce le ho ancora in pellicola e le devo riesumare, sono devi tipo fare un una 50-60 mostra. scatti. Devi fare una mostra. Di questo 50-60. dovrebbero essere una cinquantina di scatti. Buoni, scatti buoni. Sì, Che buoni, bellezza. buoni. E quindi ho fatto questo lavoro, e cioè questo lavoro è iniziato così. Poi da là ho continuato, logicamente non c'era una scuola di fotografia, finito il liceo, E cosa è successo? fai le cose classiche, ho studiato giurisprudenza 2 anni. Ok. Perché comunque un minimo bisogna fare quello che ci hanno Sì, detto i genitori, cioè, capito? Mi ha fatto studiare giurisprudenza, studia, cosa fa? Gli amici studiavano giurisprudenza, quindi cosa fa? Giurisprudenza bellissima, è rimasta nel cuore, Ti è piaciuto? Ti piaceva? Mi piaceva moltissimo. Perché non hai continuato? Perché io ho un problema, che ho anche nella fotografia, approfondisco troppo. Approfondisci troppo. Quindi cosa succede? Approfondendo molto, quando tu studi, anche se quando stai studiando, Ok. cioè il docente diceva una cosa, a me non mi bastava quella nozione, andavo a approfondire, Ok. soprattutto nei primi esami, diciamo, nei primi corsi che erano istituzione di diritto romano, quindi io Che grandissimo appassionato Che tutti odiano. che io amavo, perché amavo proprio il mondo romano, e quindi ti riportava la parte È appassionatissimo di busti. Non lo dico. quindi tutta la storia romana, cioè, quindi per me quindi era, cioè, Ecco lì. partivi da una cosa, un accenno, però andavi a approfondire, quindi non finivo mai di studiare. E questo cosa comporta? Che praticamente studiavo di più, cioè non riuscivo a mettermi un limite sulle nozioni che dovevo imparare, quindi diventava una cosa. Lì è diritto privato lo stesso, mi piaceva tantissimo, che poi erano assimilati assieme. Cioè non riuscivi a dare l'esame? No, arrivavi perché a studiavo, finire? non riuscivo ho dato questi esami per me erano troppe nozioni, volevo sapere troppo. Ed è una cosa che poi mi porto in fotografia, perché molti progetti durano 3-4 anni. Cioè io sono un fotografo da progetto a lungo periodo. Ok. Ci sono due tipologie, c'è quello più reporter che fa National Geographic in un mese, riesce a fare un libro fotografico, Certo. perché si concentra, e io invece ho bisogno di entrare nel tessuto, approfondire, voi per tempo. Non è una cosa brutta. Cioè, Ma non è una cosa brutta, che però vedi lo posso fare nella fotografia, Quando gestisci tu i tempi. perché ho i miei tempi, non ho, e quindi praticamente da lì ho lasciato giurisprudenza, ho fatto il servizio civile anziché il servizio militare. Ok. Dove l'hai fatto? Al museo. Al museo. Ecco dove l'altra passione. Quindi, l'altra dal museo al vocazione. museo, quindi io appassionato comunque di storia. Aspetta, ferma, ho citato i busti. Mi vuoi dire da quando nasce questo tuo interesse pazzesco sui busti? Vabbè, sui romani? busti nasce sull'idea del ritratto sempre. Sempre È una curiosità di sapere chi fossero. Cioè, quando io visito comunque il sito archeologico, Ok. entro in una sorta di mood in cui mi proietto
cioè nel fatto che magari 2000, 3000, 4000, 5000 anni fa quel posto era vissuto e chissà com'era. E vedere dei cenni, cioè per esempio una cosa che mi rimane molto al di là del busto, però che per far capire il concetto, quando tu vai per Pannor, facendo perché e tu vedi all'ingresso delle terme, dei resti delle terme, tu trovi la soglia che portava alla soglia, cioè del portone. Sì, il portale. E tu vedi che questa soglia è consumata nella parte del perno della porta. Ah, che bellezza. E tu vedi che questo cioè per consumare la soglia così ci saranno voluti 100 anni almeno, cioè di quel resto Sì. che non c'è quasi più nulla, te lo devi immaginare. Ti devi immaginare quella porta che si apre e si chiude una marea di volte, perché le terme erano pubbliche, erano il luogo dove praticamente i romani si lavavano, facevano gli incontri, era una cosa quotidiana, che quindi veniva e quindi c'era la vita che si svolgeva. E bellissimo. quindi il concetto è questo, quindi la curiosità nel busto invece è traslata sul fatto che praticamente il busto ti dà una verosimiglianza, un'idea di chi potevano essere queste persone. Tu prima è il ritratto moderno. È il ritratto, perché allora soprattutto i busti che vanno dal primo secolo avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo, intesi come perché erano verosimiglianti, quindi c'era l'idea di raccontare attraverso il busto una veridicità iconografica della persona, nata da Giulio Cesare, che è il primo a fare una cosa del genere. In realtà i primi sono stati i greci con Alessandro Magno, però cosa fa Giulio Cesare? Lo mette nelle monete, Le effigie. perché? Quindi lui è il primo a fare una cosa del genere. È il primo, ed è una mossa, diciamo, di propaganda, di pubblicità, perché tutti sapevano chi era l'imperatore. Cioè questo è il fine. Questo era il fine. Tu hai detto lo metto sulla moneta, così la ce l'hanno tutti e sanno a chi devono dare conto. Sì, ok, quindi è riportare tutte le parti, la verosimiglianza, quindi tutti i tratti somatici nel busto, in questo caso nel rilievo della moneta che era il profilo, e dava proprio più veritiero, si incarnava in quello. Ok. Quello che non potevano essere invece nella statuaria, religiosa, perché praticamente gli dei non potevano essere verosimiglianti con nessuno, perché non antropomorfi, non potevano. No, dovevano essere idealizzati. I tratti dovevano essere idealizzati, perché non poteva esserci un cristiano, tra virgolette, che potesse assomigliare a Zeus. Ah, sei matto? Cioè, quindi Zeus era rappresentato come il vecchio saggio con la barba, insomma, tutti i tratti che erano tutti simbologici. C'era una rappresentazione verosimigliante. Non verosimigliante, avevano dei tratti idealizzati. Quindi con questo lavoro invece che io cosa ho fatto? Ho interpretato quindi questi busti come se fossero dei ritratti e cosa ho fatto? Gli ho aggiunto gli occhi. Ah, è vero. Gli ho aggiunto gli occhi, quindi aggiungi gli occhi, tu gli dai una espressività e gli dai l'identità, non colorati, perché gli hai messo gli occhi. è difficile. Allora, l'idea all'inizio era colorare i busti. Questa cosa. Sì, l'ho fatto, sto andando avanti. Ma non l'hai ancora pubblicizzata? No, allora diciamo che adesso un po' con l'intelligenza artificiale cosa è successo? È successo che praticamente alla qualunque, chiunque può prendere un busto e colorarlo e dargli delle sembianze. Teniamo presente che tutti i busti tutta la statuaria era colorata, quindi cromaticamente era colorata. Ma anche quelli in marmo? Tutti in marmo, erano tutti colorati. Giura? Giuro. E dove l'hai avuta questa prova? No, se tu vai a vedere nella statuaria, vai a Napoli, al Museo Nazionale Archeologico di Napoli, tu vedi che praticamente ci sono ancora i busti che sono colorati, hanno ancora i tratti, i colori. Pazzesco. Molte statue hanno Tu ancora. sei girato tutti i musei alla ricerca? Tutti, cioè io adesso ne ho girato in tutta Italia, che sono tantissimi, da Roma, Napoli, Firenze, Sicilia, Londra, un po' in tutti i musei, cioè in tutti i posti, cioè dove sono stati i romani, ovunque in Europa trovi comunque i busti che rappresentano in questo caso sia gli imperatori, i filosofi, gli dei. Però poi ho creato un filone che ho chiamato Illustri Sconosciuti, perché noi abbiamo effigi di persone che non conosciamo. Cioè noi vediamo il busto e chi era e questo? sotto la targhetta non c'è. Non c'è, è sconosciuto. Ma
per avere un busto Deve essere. dovevi essere qualcuno Cioè, di molto importante. Quanto costava avere un busto? Molto. Ma al di là Perché delle... se poi magari allora, scalpellino poteva anche diciamo avere. che c'erano molte botteghe cioè quello che è lo scolpire di allora, logicamente, che erano comunque Cioè, gli artisti erano... chi faceva i busti era un artista o un artigiano? Era un artista artigiano, sì. Artigiano. Molti erano artigiani e basta. Perché poi diventava magari una cosa come diventava un una fotografo che ok, anche l'artista, anche il fotografo è un l'artista. tecnico, sì, però occhio, anche il fotografo è un tecnico. Mhm. Poi il fotografo interpreta quindi con diventa il artista. linguaggio, usa il linguaggio per raccontare. C'è il linguaggio fotografico, Il intendi? linguaggio fotografico, sì, c'è il linguaggio fotografico, sì, con Sì, un senti, modo però di questo vedere. linguaggio, ecco, la capacità di raccontare con le immagini e quindi creare delle fotografie che abbiano un significato. Come arriva a te? Cioè, tu che tipo di percorso hai fatto? Perché questo può essere anche un elemento utile per chi si accinge a fare Allora, fotografia o per chi è convinto che fare fotografia sia scattare una foto. No, non è quello. Il discorso è per fare fotografie devi avere cioè io dico più cultura hai, È meglio, meglio è. Perché se tu pensi che, come ti posso dire, io mi pento per esempio al liceo di aver studiato poco letteratura italiana. Serve la letteratura. Nasce tutto dalla scrittura. Ok. Cioè a volte la fotografia è un'esecuzione di un pensiero, cioè tu vai e fai la foto, ma ce l'hai già in mente, perché vuoi raccontare una cosa e che magari è venuta da un'idea, cioè leggendo, dalla televisione, perché cultura? Tu fotografi quello che sei, quello che vedi. Se tu guardi, senza nulla togliere a Maria Di Filippi, e guardi Uomini e Donne, Ok. tu avrai uno strato culturale di un certo tipo e racconterai un certo tipo, un certo strato di cose. Ok. Quindi più riesci a approfondire le cose, quindi con la lettura, il viaggio, l'esplorazione, lo scambio di idee, più approfondisci le cose, più ti fa un'idea e poi puoi raccontare le cose. Bella questa lettura dell'aspetto, sì. Capito? Quindi ho capito cosa vuoi dire. cioè Quindi, devi approfondire molto. Ok, quindi qualsiasi cultura va bene? Qualsiasi approfondimento culturale va bene? Sì, qualsiasi Può tipo. essere appunto scientifico, Qualsiasi letterario, tipo di- tecnico, Qualsiasi tipo di... basta che sia un minimo più della superficie, diciamo. Sì, assolutamente. Quindi questo fatto, scusami, mi viene in mente il fatto che il digitale abbia sdoganato la capacità o la possibilità di fare fotografia a chiunque, o come dici tu, la qualunque. Questo fatto è la differenza che c'è tra una foto di un tipo, una foto che racconta e che esprime qualcosa rispetto a uno scatto qualsiasi, che magari dietro non c'è questo aspetto qui. No, adesso, allora, internet, vabbè, il mondo digitale adesso, io dico anche internet, perché comunque tutto quello che è digitale, non è solo il fatto che ognuno adesso con un automatismo, un telefonino di un certo tipo riesce a fare degli scatti piaccioni, Tecnicamente perché noi accettabili. apriamo dei profili di Instagram, per esempio, che è il vettore, ok, diciamo, cioè l'immagine più diffusa attualmente, dove tu trovi un sacco di fotografi che fotografano, creano delle bellissime immagini, ma che hanno dei contenuti molto deboli, oppure dei contenuti molto superficiali. Se tu pensi a che magari vengono seguiti da milioni di followers, ok? E lì ritorna a bomba su un altro concetto. Milioni di followers che cosa fanno? Perché vai a toccare delle corde che ci accomunano tutti. Molto semplici alla fine, molto basiche. Molto basiche. Queste corde sono, per esempio, quando tu fotografi tramonti, gattini e altre cose, Il food. cioè tu vai a fotografare delle cose che sono all'interno di ogni uomo, di ogni persona, Ok. che gli archetipi che abbiamo dentro ci riporta al tramonto, all'alba di quando eravamo ancora all'età della pietra, Ok. cioè, e che quindi quando non ci puoi emozionare, il 99% delle persone di fronte a un certo tipo, a un tramonto o a un'alba, si emoziona. Per forza, certo. Di fronte ai cuccioli c'è il discorso materno, lì entrano tutta una serie di cose psicologiche, di dinamiche psicologiche che comunque comportano a far sì che tu crei, diciamo, questa pop, e
Però a livello di contenuto, se tu fotografi spiagge, bellissime spiagge, stai fotografando un qualcosa che praticamente, non dico non rimarrà, la fotografia deve avere un valore, non solo documentaristico, cioè la narrazione è nel tempo, cioè deve perdurare nel tempo dal mio punto di Cioè vista. quella fotografia deve essere universalmente valida sempre, cioè deve avere una valenza. Per me sì, cioè per me bisogna creare immagini che vincano il tempo, Ok, cioè l'immagine deve vincere il tempo, ok. non deve essere un mero tornando alla foto del paesaggio, non del paesaggio, occhio, le foto diciamo dei paesaggi, diciamo delle spiagge, dei posti, cioè, le classiche cartoline, Sì, ok? le cartoline. Le classiche cartoline sono luoghi che rimangono uguali a se stessi più o meno nel tempo, perché è difficile che nel giro di 100 anni cambiano, mutano, anche quelli, però mutano in modo diverso, capito? Quindi se tu lo fai nell'arco di una vita, quel tipo di fotografia è una fotografia che rimane banale, non racconta, cioè racconta poco. Bellissima, occhio, però c'è rispetto ad andare a creare un tema sul paesaggio dello stesso luogo che tu magari fotografi col stesso luogo d'inverno, che ha un altro sapore, è un'altra cosa, È un'altra storia. luogo deserto, cioè però ci stai già mettendo un racconto, un messaggio, stai già mettendo le cose, capito? E adesso mi viene in mente il tuo lavoro meraviglioso sui centenari, dato che hai parlato di tempo. Hai fotografato quanti centenari per realizzare? Allora, il lavoro sui il tuo centenari libro? ne ho fotografato più di 100, Più di 100. ne ho incontrato Scusate, 100 centenari. ne ho incontrato più di 100 di centenari, ma quelli che si sono voluti far fotografare sono 100, Sono 100, perché alcuni non si sono voluti far fotografare. ovviamente. Un lavoro lungo. Lavoro lungo, lavoro di 2 anni, 2 anni. che ai tempi quando ho iniziato nel 2007 era molto più complesso 2007. stanare, io dico stanare proprio, Stanare i centenari. perché comunque non era una cosa così diffusa, Non se ne parlava non se ne ancora parlava tanto, ed erano anche meno, cioè quando ho iniziato io erano 250 in tutta la Sardegna. in tutta la Sardegna, adesso sono 500, Wow. sono aumentati, il numero di centenari è raddoppiato, e quindi sì, ma io ho sempre avuto questo legame col tempo, cioè per me quello mi è venuto in mente. per me il discorso del Diciamo, tempo è senso. un qualcosa di affascina. importante. Sì, perché io guardo, c'è l'idea di guardare in là, cioè le fotografie sono un qualcosa che devono superare il tempo attuale e cioè il tempo futuro, cioè queste fotografie che valore avranno tra 100 anni, e poi creare un corpus, l'idea di creare un corpus per farsi un'idea, non il singolo scatto, ma quindi una collezione di immagini, perché quando tu crei un corpus di immagini tipo centenari, cioè tu hai uno spaccato, perché io ho preso quasi la popolazione, la metà della popolazione, cioè quindi il dato, cioè metà della popolazione di quegli anni Era quello, cioè stiamo parlando di una cosa mondiale, di un fenomeno mondiale poi, Certo. non di un fenomeno, quindi perché la Sardegna rientrava nell'ambito delle blue zone, quindi in un'area ad alta densità Soprattutto di longevità, l'Ogliastra, soprattutto l'Ogliastra, e quindi sì, l'ha sottoposta a quindi degli poter, studi scientifici. cioè tra 100 anni, 200 anni, cioè trovare comunque una collezione di immagini che possa raccontare com'erano i centenari a cavallo tra il periodo storico tra il 900 e il 2000 e gli anni 2000, quindi passiamo da una realtà completamente rurale a una realtà digitale, cioè perché sono passati al digitale, al computer. Certo. Era importante, quindi da quel punto di Stiamo vista. parlando proprio di persone che quando tu le hai fotografate erano andate nei primi del Novecento. Primissimi del Novecento. Primissimi del Novecento. Primi del Novecento, proprio. Quindi che bello, stai lasciando qualcosa ai Ma l'idea è posteri. quello, cioè quello comunque di creare delle immagini che possano sempre, cioè quindi l'idea comunque è sempre antropologica, documentaristica, che per me c'è sempre nella fotografia, anche nella fotografia cartolina, Certo. perché il paesaggio è sempre mutevole, da giorno al giorno, cambia, però il cambiamento è più radicale, perché se tu non vai a cercare quella cosa là, quel racconto magari
tra virgolette, passa in sordina. Chissà quante storie che non andiamo a raccontare sono state perse e si perderanno. Anche se viviamo nella cultura delle immagini, produciamo miliardi di immagini tutti i giorni, e le immagini che produciamo tutti i giorni moriranno perché non verranno persi i dati, perché non si potranno magari più leggere questi dati. Con la nostra dipartita, Sì. nessuno Purtroppo partiamo, lo sai, ci do Sì. una buona notizia, ci do una notizia. con la nostra dipartita le immagini non sopravviveranno, quindi tutte queste miliardi di immagini di questo quotidiano, tutto quello che tu vediamo di immagini che non esisterà più. Immagina semplicemente una persona che nel suo cellulare, io personalmente ho 8.000 foto, ho visto l'altro giorno, 80.000, no bugia, 80.000. Chiunque avrà migliaia, decine di migliaia di fotografie, quelle sono tutte perse perché non vengono raccolte. Almeno quello che hai fatto tu, come tanti altri professionisti che hanno pubblicato qualcosa, magari questo cavolo di libro sarà da qualche parte conservato e sarà più facile trovare il tuo libro rispetto a un archivio digitale che viene perso così in un attimo, nel senso proprio di valenza e di Sì, perché passaggio. infatti quello che si dice sempre, poi cioè, non solo, comunque, cioè, per esempio, tu lo sai benissimo quando hai pubblicato il libro sulla tua famiglia, quella pubblicazione ha un valore che supererà il tempo, perché la scripta manent, cioè il valore della carta, che si pensa che sia volant. aperta, che è digital volant, cioè non è scontato, No, scripta no. manent, Un po' di più, esatto. cioè la carta rimarrà, più copie ci sono di quella più ha c'è la di possibilità che nei secoli sopravviva. Non solo, perché adesso mi viene in mente una cosa, il tuo libro è stato visto o è stato in qualche maniera intercettato da una casa automobilistica, o sbaglio? Sì. Raccontami questa cosa, Altra cosa. che poi c'è anche un nesso col centenario. Allora, nasce tutto perché praticamente questa casa automobilistica famosissima, Porsche, Ha lavorato con la Porsche, Sì, l'unico- l'ho invidiato troppo. Tutti quelli che praticamente, io l'unico che odia guidare, quindi odia la velocità. Odia quindi- guidare, gli ho dato una Porsche. Quindi da praticamente guidare. cosa è successo? In quel periodo la Porsche Ingiustizia. doveva ha tuttora un canale, Come si chiama quel canale? Fanno documentari. fanno dei documentari, praticamente ha un canale di contenuti Ovviamente realizzato per promuovere Porsche, le macchine, chiaramente. che non mi ricordo come si chiami, Non importa. non me lo ricordo. C'è un canale Porsche dedicato a contenuti ovviamente legato di qualità, di altissima qualità. dove praticamente prendono dei testimonial per creare questi contenuti. E pensano a te. Praticamente mi contattano da Londra, Che bello. questa agenzia, io pensavo fosse uno di quegli scherzi, Lo scherzo telefonico. poi tutto in inglese, quindi te lì non è che non, cioè, Che vogliono da me. quindi vogliono da me, quindi insomma nasce questa idea di creare questo progetto, siccome loro stavano rilanciando la Speedster, la Porsche Speedster, La Speedster. che è un modello praticamente, che era un modello che faceva 100 anni, e loro stavano pensando alla macchina senza tempo. Eccolo. il E quindi gancio. praticamente loro hanno unito il gancio dei centenari con la poi i tedeschi, che hanno una grandissima cultura. e stima della Lo sai che i Sardegna. tedeschi sono i più alti conoscitori, i più grandi conoscitori della cultura greca e latina Sì, ma rispetto a noi. Sì, vabbè, ma loro conoscono la Sardegna molto meglio più di di molti noi, sardi, cioè, di per brutto. dire. E la conoscono soprattutto, c'è il tedesco, cioè cosa fa? Va in giro per la Sardegna nei periodi migliori, tra l'altro, Giugno, settembre. per vedere la Sardegna, Bravo, capito? bravissimo. Cioè, quindi, tolto questo, cioè, hanno deciso mi hanno chiesto se praticamente ero disposto a fare da testimonial per la Porsche per girare questo, E quindi ti questo mettono anche nella documentario su di macchina me. e ti riprendono. Praticamente mentre tu io vai in giro. giro per la Sardegna alla ricerca di centenari con questa Porsche terrorizzato perché io ho paura di schiantarla. Di rovinarla. No, di rovinarla tanto quanto. Terrorizzato perché? Perché non ti piace guidare? No, perché ero terrorizzato di pigiare il piede e schiantarmi alla prima No, curva. dai. Invece praticamente Sicurissima.
mi sono reso conto che una macchina di quel livello, con un'elettronica pazzesca, quindi cioè era talmente facile da guidare e performante che anche avendo non so quanti 500 cavalli, ti sentivi comunque che è attaccata a terra al sicuro, su due binari. Sembrava di guidare una macchina, cioè due binari, ma andando a velocità, cioè non fu, però stiamo percorrendo queste stradine, cioè tu andavi liscio a filo di acceleratore e vedi la macchina che girava perfetta, e quindi ti sentivi sicuro, senza correre. Vai dentro i paesini alla ricerca dei centenari fino a quando non arriviamo a Sargius, no, a Quartuccio. E troviamo questo centenario che era il bisnonno di questo mio amico, no, il prozio di questo mio amico, che era appassionato di auto, e quando vede l'auto, cioè la commenta e vede le gomme, tocca le gomme, cioè rimane e lì in confidenza, perché poi sale dentro la macchina, la guarda, 103 anni questo signore, immaginatevi la passione, ce l'avrebbe voluta così guidare. Sale e mi fa: ma quanto costa questa macchina? E gli dico: ma lo vuoi sapere in lire o in euro? No, me lo dica in euro. Ho detto, più di 200.000 euro. Sono rimasto folgorato da una cifra che lui, da grande appassionato comunque di auto, e quindi l'avevo girato, diciamo, con i centenari. Mi hanno dato molte soddisfazioni da questo punto di vista, perché comunque è un tema che tuttora affascina tantissimo, e tuttora, anche dopo quasi più di 15 anni. Perché da poco ho visto che stavi promuovendo il libro. Ho praticamente promosso il libro in occasione, di questa rivista che si chiama Sardinia Magazine, con cui ho iniziato a collaborare da un paio di anni. Eravamo a Zacchena, alle cantine sul Rau, che abbiamo presentato la rivista, e lì ero con Giulio Contu, che è praticamente un editore della casa Imago, casa editrice Imago, e poi Maestrale. Gli ho regalato il libro, ma era legato poi a un altro evento che abbiamo fatto invece con Nostra Ammazza, con praticamente 30 CEO di aziende americane che sono venuti in Sardegna per capire, logicamente sono tutti incuriositi dallo stile di vita, cioè come si arriva a 100 anni. In America è facilissimo. Bevendo vino? No, è lo stile di vita. Cioè in America non dico che non potrei mai arrivare a 100 anni, perché tolti le grandi città, tu hai un accesso al cibo per noi spazzatura, perché non esistono i ristoranti, che esistono i fast food. C'è anche catene di eccellenza, chiamiamoli fast food, ti offrono hamburger e patatine o pollo fritto, cioè cose che per noi inconcepibili, cioè, tant'è che dopo, adesso ero lì dopo, hai fatto quanti giorni hai fatto? Una ventina. Hai vissuto anche l'alimentazione? È stato, cioè, per un italiano che comunque si ciba comunque di frutta, di un certo tipo di alimentazione un po' più curata, a un certo punto fuori dalle grandi città abbiamo avuto difficoltà, ma non perché siamo viziati. Cioè, paradossalmente si mangia peggio fuori dalle città, perché lì non c'è cultura, non c'è la cultura del cibo che abbiamo noi. E comunque anche quando tu vai a comprare il cibo, che sembra, c'è il pane o anche la frutta, la verdura, cioè non hanno gli stessi valori, cioè, come ti posso dire, le stesse proprietà vitaminiche che possono avere i nostri cibi, perché lì il pane è fatto di 4 ingredienti, lì è fatto da 30. Perché è tutto conservanti, additivi, tutte queste cose qua, sbiancanti. Cioè se tu pensi che noi abbiamo come Europa comunque un'attenzione a pesticidi, a cose elevatissima, cioè abbiamo più di 200, cioè, ma lo vai a vedere, le nostre coltivazioni devono essere super, non dico biologiche, ma in America vanno a coltivazioni intensive, e queste coltivazioni intensive portano poi alla riduzione di tutte queste proprietà che hanno questi alimenti. E infatti quando tu vai nei supermercati, loro hanno scaffali di vitamine per integrare. Loro hanno gli integratori, li prendono in pillole. Quindi arrivare a 100 anni è molto difficile. Cioè, l'alimentazione gioca tanto, cioè non è solo lo stile di vita, ma anche l'alimentazione, non è solo il minestrone che... Senti, parlami dell'ultimo progetto. L'ultimo Sabbia.
che poi non è l'ultimissimo, quello è non è penultimo. l'ultimo? No, l'ultimissimo è un altro, però ti parlo di No, me lo Sardi. devi dire, lo puoi spoilerare? Sì, non lo spoiler, è un lavoro che uscirà adesso a dicembre. E qual è? Praticamente è un lavoro che ci è stato commissionato da Salvatore Ligios, decano, fotografo sardo, che organizza eventi fotografici, forse è l'unico che da decenni organizza, diciamo, prende per mano i giovani fotografi sardi, anche meno giovani, e crea questi progetti fotografici. Siamo giovani. Questi progetti fotografici e fa praticamente, organizza ogni anno attraverso degli sponsor, cioè possono essere consorzi o privati, dei progetti che possano analizzare e raccontare i paesi sardi. Quest'anno ha organizzato un progetto in 10 comuni sardi nell'Oristanese e mi è stato dato questa commissione di realizzare un lavoro con il tema dentro le case nel paesino di Usellus, paesino dell'Oristanese vicino ad Ales, paesino molto, molto piccolo con 1000 abitanti, frazionato con un'altra frazione Scovedu, che ne ha 100. Sì, probabilmente ne avrà 100. E cosa devi fare? E praticamente ho realizzato questo lavoro, ti danno il tema e tu devi, in pochissimo tempo, perché poi è stato per me condensarlo in una settimana di lavoro, un lavoro ho dovuto trovare un tema, cosa fotografo? Il tema è dentro le case, e lì ho pensato comunque invece, perché prima cosa fai quando fai questo tipo devi fare i sopralluoghi, vedere un po', parli col sindaco, gli abitanti del posto, vedi, e poi devi sempre entrare in casa, cioè l'idea era entrare in casa, non per essere didascalico, però dovevi entrare in casa, ok, quindi raccontare. Io cosa ho fatto? Ho pensato ai cortili. Ai cortili? Alle corti? Ai cortili delle case. Bello. Quindi è un lavoro che ho fatto in pellicola. Hai fatto in pellicola? Ho fatto in pellicola col 35 mm e ho raccontato, tra virgolette, che cosa? La nostalgia. Perché per me il cortile era il luogo dove io andavo a giocare da bambino, nei cortili di casa dei nonni, cosa che poi in città non c'è più, che non si usa più, nel senso che comunque e anche i paesi si stanno spopolando, quindi difficilmente, non ci sono più bambini nei paesi, quindi questi luoghi, che sono un luogo importante, un luogo della vita quotidiana, che un tempo era usato, è tuttora usato in una certa però istanza. Non coi bambini, però io sono ritornato un po' a quando ero bambino e ho pensato, per me il cortile è un luogo importante, un luogo dove giocavo col gatto, un gioco dove cercavo di appiccare il fuoco, dove cercavi le lucciole da riempire d'acqua o da ammazzare, quindi c'erano questi un po' i luoghi dove ti nascondevi per fiondare qualcuno, luoghi dove praticamente la vita continua adesso, quindi ho raccontato un po' questo mondo dei cortili in uso e in disuso, quindi c'è questa idea nostalgica e l'ho voluta rappresentare anche con sì, già fatte, già consegnate. Pronte per cosa? Per una mostra che verrà presentata a Usellus, sì, perché praticamente sarà esposta nel paesino a metà dicembre. Interessante. Diciamo, questo quindi è stato poi questo è l'anno delle partecipazioni. Dai, l'altro progetto meraviglioso, l'altro progetto stringi perché abbiamo 5 minuti ad arrivare all'ora, lo sai? Allora lo so, l'altro progetto è praticamente un progetto che ho realizzato. Per essere fotografi bisogna essere curiosi, ma fondamentale. Quindi io non ho una specializzazione. Per essere fotografi bisogna essere curiosi, per essere curiosi bisogna essere intelligenti, quindi il fotografo è intelligente. Vabbè, sì. Osmosi. Quindi sempre al mare, perché io sono un amante del mare. Il mare per te è un luogo... È un luogo di passione, riflessione. Stai bene? Sto bene. Ok. E che succede al mare? Al mare succede che praticamente cosa succede? Nella sabbia, cioè se sei seduto in riva al mare, mezzo in acqua, con le mie escursioni in stand up, anzi più che escursioni, incursioni, nella una spiaggetta cagliaritana che si chiama Sotto la Torre del Prezzemolo,
Non so se sai dove. Dal Prezzemolo? Sì. Non so dov'è. È che praticamente dove c'è il ristorante Lo Scoglio. Ah, Sant'Elia in quella zona? Cala Bernardo. Cala Bernardo. Cala Bernardo, dove ci sono 2 grotticine e c'è una piccola spiaggetta. Eri lì? Ero lì giocando con la sabbia, vedo che questa spiaggia era ricca di una parte fatta di, tecnicamente chiamata carbonatica, quindi parte di conchiglie. Ok. Levigati. Quindi conchiglie e minerali. Quindi questa spiaggia, diciamo, con granulometria molto grossa, era ricchissima di queste, e quindi io vedevo questa splendore, questa roba sarebbe bello fotografare. Quindi mi organizzo, un'altra volta successiva porto la macchina fotografica con un'ottica macro, realizzo queste immagini di queste microscopiche, cioè mi organizzo quindi fate microscopi, ingrandimenti 10 volte tanto, nella grandezza in questo caso di millimetri, non di micron, però poi le immagini diventano. Quindi ho pensato, cavolo, faccio questa cosa qua, vado in un'altra spiaggia, una spiaggia a fianco, faccio la stessa cosa e vedo che è diversa. Molto e così con la spiaggia a fianco, dietro la sella, e dico, vuoi vedere che è tutto diverso? E anche lì nella mia maniacalità, serialità, ostinazione, cosa faccio? Giro le spiagge della Sardegna, sempre in 2 anni. 2 anni? In 2 anni, e mi porto tutto un kit speciale realizzato per realizzare le fotografie in loco. Creo praticamente queste fotografie del macro della sabbia. Quante spiagge hai fatto? Ne ho fatto più di 100. Certo, perché 100 per te È un 100, diciamo il 100 è il numero giusto. È il numero giusto. È il numero giusto. E quindi da lì è nato un progetto che è stato sponsorizzato dalla Fondazione di Sardegna sulla sensibilità della tutela della salvaguardia della spiaggia, perché la spiaggia è costituita di sabbia, e quindi praticamente da là è nata questa idea, con questo progetto, un veicolo per sensibilizzare la tutela per l'asportazione volontaria e involontaria della sabbia. Volontaria lasciamo perdere. E involontaria. Ma Involontaria perché se noi pensiamo che quando andiamo in spiaggia, nei nostri piedi, nell'ombrellone, nella spiaggiola, nei giochi dei bambini, rimane la sabbia. Quindi cosa abbiamo fatto? Insieme abbiamo creato questo progetto con delle postazioni che vengono messe in loco grazie all'area marina protetta di Villa Simius, Capo Carbonara di Villa Simius, che ha accolto il progetto. Abbiamo realizzato 6 postazioni che abbiamo messo all'interno dell'area marina protetta con dei pannelli esplicativi del progetto. Quindi sensibilizzando della spiaggia a comportarsi in un certo modo, ma soprattutto a non portarsi via la sabbia con delle spazzole fatte in fibra di cocco, che praticamente sono messe lì, che a disposizione delle persone. È un fatto di sensibilizzazione, logicamente, poi non pensiamo. Io ho la messa dalla mia amica che tu conosci, perché lei è proprio una sostenitrice di questo. È un concept aspetto che ti permette di pensare comunque che la spiaggia, perché in questo periodo di overtourism in cui si parla di un numero chiuso, siamo costretti al numero chiuso, purtroppo, volenti non nolenti, perché se noi andiamo a analizzare nei dati il processo di erosione di queste spiagge è dato anche dall'asporto involontario. Sì, dall'asporto involontario. Di brutto. Sembra poco, però ogni giorno. Però se tu lo fai ogni giorno per migliaia di persone, c'è la sabbia che è un equilibrio, la spiaggia che è un equilibrio, non ha il tempo di riequilibrarsi, perché la spiaggia è fatta di 2 elementi, una parte mineralogica e una parte carbonatica. La parte carbonatica è fatta da le conchiglie, tutti i molluschi, tutti quegli esseri che costituiscono poi la spiaggia nella parte diciamo animale, ma anche la Posidonia, che fanno il delitto, perché nella Posidonia a volte si formano la parte carbonatica, quindi di mineralogica, viene all'interno, che poi viene frammentata, alimenta la spiaggia. Certo. E ti dirò di più, logicamente si creano le cosiddette banchette, che la spiaggia con la sabbia, con le mareggiate, viene tutta misturata, si mischia, per evitare quindi praticamente questo mischiamento fa sì che praticamente si formino queste banchette, che fa sì che la sabbia venga trattenuta e la spiaggia non venga erosa.
Quindi vedi, questo progetto è un progetto che ha due valenze, una valenza, chiamiamola culturale, legata all'immagine o comunque alla fotografia, e un aspetto di sostenibilità è il messaggio che diciamo che trasferisce. ho usato per non essere troppo didascalico, perché poi alle immagini gli devi mettere un concetto. Esatto. Quel concetto deve essere comunque abbastanza forte. Queste immagini che poi tu vai a vedere, perché abbiamo realizzato la mostra al Museo del Mare a Villa Simius, vai a vedere che praticamente si apre un mondo per me bellissimo, dove tu vai a vedere che cosa c'è dentro, che quindi anche non ti devi portare via anche volontariamente la sabbia, guarda cosa c'è dentro. Senti, ma sarà anche un libro? Non lo so, vedremo più avanti. Ti prego. Vedremo più avanti. Avevi preparato, no? Un'impostazione? Sì, però lo grafica. vedremo più avanti. Nei prossimi anni probabilmente faremo un libro sulla sabbia. Devi farlo. Sulla sabbia, quindi faremo probabilmente una... Magari ti affianchi, se non hai già pensato, qualcuno che ti aiuti dal punto di vista scientifico, che avvalli magari determinate descrizioni, no? Sì. Puoi farlo in tandem con qualcuno. Ciccio, un'ora, adesso c'è una piccola domanda che devo farti, perché questo progetto ha un titolo, l'ho chiamato A come puntini. È strano che lui non avesse questa la rottura di scatole. No, A come puntini, che avevo visto questa roba qua, avevo visto questa cosa che è scritto A puntini, pensavo fosse l'hai visto? Le pubblicai, hai fatto un post, l'ho visto. Tu non hai capito niente? No, non avevo capito niente, pensavo Meno che male. fosse stato relativo alla chiusura del tuo vecchio progetto da dipendente. No, quindi... basta, non parliamo di me, fermo. E quindi ho pensato... Ah, davvero? Sì, ho pensato a quello. No, A come puntini, ovvero io faccio una domanda a tutti i miei ospiti dicendogli A come, rispetto alla chiacchierata di oggi, rispetto alla tua vita, rispetto alle tue passioni, le tue vocazioni, i tuoi interessi, che parola ti viene in mente? Con la A, ovviamente. Con la A, vabbè, mi viene in mente in questo caso, amicizia. Ok, ma l'hanno già detta. Amicizia. Ma quella c'è, da vita no, però da quando ci siamo conosciuti siamo diventati in sintonia. Amore, vabbè, mi c'è viene anche con, quella, già detta. Sei il 27esimo. Vabbè. Pure non sono il primo. Non sei il primo. No. Come... qualcosa di più originale, da te non mi aspetto una parola a cavolo. Aspetta, con la non sono facili, no, sono tante però, Sì, sono tante, però... Hai tempo, non ti preoccupare, al limite faccio un taglio di... Sì, un taglio di latte devo pensare, perché queste cose così, cioè o ti viene subito, oppure, cioè, come... Ma poi devo anche spiegarla questa parola. Bella. Lo so che tu sei profondo, che va dentro gli argomenti e ci mette di più di quello che sarebbe normalmente necessario. L'hai detto prima. Non mi viene, una parola con la non si può fare come... Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di molte cose, però poi vabbè, andrei a tagliare. Perché mi viene quasi da ridere con una barzelletta, cioè una barzelletta titolo... No, cioè tipo parole con la... C'era una vecchia barzelletta sarda, ma non te la racconto perché sono scarso, te la racconto dopo. No, racconta, no, perché devi tagliare questo. Vabbè, se non la racconti mai lo taglio. Provaci. In sardo? Non era in sardo, sì, un po' in sardo, perché praticamente... In italiano lo so. Praticamente parole che sempre... Però era con la L, non era con la... con la L. Allora, parola con la L... parola con la L. Lioni. Leone. Una parola con la... cioè, con la S. Su Lioni. Una parola con la P. Poriresi su Lioni. Che cosa? Una parola con la C. Coglioni. Vabbè, si può... Però con la A... con la A mi vengono parole, non mi vengono parole con la A subitissimo, mi devi dare due secondi, era per sdrammatizzare, per parlare. Poi logicamente se nel 27esimo devo trovare tra tutte quelle elevate, cioè logicamente il primo l'ha fatta facile, capito? No, il primo ha detto anima. Ha detto anima. Anima.
Allora, il primo ha detto anima, il secondo ha detto amore, vabbè. Vabbè, amore. La terza ha detto arte, poi ho avuto autostima avvincente, ho avuto amicizia, ascolto, ho avuto... e sono tutti i titoli degli episodi. Sì, il discorso è per me del discorso della A. Etimologicamente non è solo una parola che comunque deve avere un significato importante, quindi ti posso dire 100 parole con la Autoscatto. Ti potrei dire Autoscatto. Autoreferenziale. Autoreferenziale, non sei autoreferenziale. No, tu non sei autoreferenziale, capito? Tu non sei autoreferenziale, tu sei una bella persona, giustamente ambiziosa e anche naturalmente, umanamente, vorrei usare un termine non presuntuosa, ma orgogliosamente, un professionista orgoglioso, perché tu quando ti presenti, le cose che fai, non sei mai stato sbruffone. Io ne ho conosciuto colleghi tuoi, non faccio nomi, che hanno avuto atteggiamenti sbruffoni nei confronti magari degli altri o degli altri colleghi. Tu sei sempre stato modesto, però... Low profile. No, low profile. No, sì, però ogni profile. tanto hai tirato sulla testa, giustamente, dicendo, oh, io ho fatto questo, però, che cavolo. Sì, ogni tanto bisogna farlo. Cioè, Io ti ammiro come professionista e come persona, perché comunque sei uno che si sporca le mani, non sta lì certo a fare i lavoretti che gli convengono o che siano, come dire, facili e comodi, te ne vai in giro a fare trekking, ti butti nei posti o ti infili nei buchi, e poi sei una persona curiosa, la curiosità è intelligenza, accidenti. Quindi tutte queste cose sintetizzarle in una parola è difficile, soprattutto con la A. Certo, chiaro. Potevi cercare un'altra parola, un'altra lettera. Sei a Togo. A Togo. A Togo. Atomico. Atomico, ecco, atomico. Atomico. Guarda che io non mi ho detto atomo, però atomico te lo lascio. Tu sei atomico. Atomico. E poi aggiungo una cosa, lo sai che chi maledettamente mi ha fatto tornare la voglia di fare questa roba qua? Il vedere un podcast che si chiama Bazar Atomico, per cui ci sta bene. Certo. Ti piace atomico come parola? Mi piace atomico, perché atomico vuol dire tanto. Perché vuol dire? Beh, atomico, al di là uno può pensare subito alla forza esplosiva della bomba atomica. Dell'atomico. Ma inteso, cioè atomico come qualcosa di invisibile, di minuscolo, di andare a fondo. Andando, quando hai fatto la sabbia, stai andando a fondo. Sì, no? stai andando a fondo. Più vai avanti. Quanti ingrandimenti sei arrivato? Fino al 100, cioè sono arrivato grandezze di... A quanto? Micron. A micron? Sì. Cioè sei riuscito ad arrivare al micron? Sì, cioè... Non vedo l'ora di vedere qualche foto o anche il libro, vabbè. Me le devi far vedere. Non ti ho invitato alla mostra? Perché io non ci sono riuscito, ma è ancora lì? No. Foto della perché mostra? Sì, no. Però il discorso è che io mi sono anche... Cioè, a volte, siccome ho organizzato tutto in fretta, perché col comune siamo andati un po' lunghi, cioè anche io mi sono dimenticato di Treget, un delirio, cioè poi vabbè all'ultimo così era un delirio. Poi sei partito. Ma allora no, la mostra, siccome il progetto durerà 3 anni, ok, ci saranno altre occasioni. Okay. Allora non mancherò sicuramente. Bene caro, com'è andata? Bene, possiamo mettere adesso. Com'è andata? Bene, c'ho caldo adesso. È caldo. Fai ciao con la manina. Ciao. Grazie a tutti, grazie a Nini per aver partecipato e grazie a voi per aver ascoltato e visto questo episodio. Ok. Come Atomico. Ciao. He's just a snake in the grass.